consapevole delle responsabilità. Consapevole delle responsabilità morale e giuridica. Che assumo la mia Posizione su me, la mia posizione, mi impegno a dire tutta la verità, nulla di quelle scienza. Vabbè, quindi lei deve dire la verità, sostanzialmente il discorso è così. Sì. Bene, signore. Il pubblico ministero le farà ora delle domande. Prego, risponda per quanto lei sa o ricorda. Prego. Le generalità piuttosto ce le abbiamo? Sì, certo. Benissimo. Certo. Prego. Ci sono 2 o 3 verbali di deposizione. Benissimo, benissimo. Signora, lei conosce il Pacciani? Sì. Come l'ha conosciuto e quando? Lui veniva a caccia laggiù a via Gandigiana Val di Pese. Mi disse che l'ha conosciuto, mi disse che era un cacciatore, che non aveva moglie, non aveva nessuno, e così si prese un po' a confidenza. Quanto tempo fa? Ma ora non mi ricordo preciso. Non mi ricordo Su per giù, in che anni siamo? Suo marito era vivo, proviamo così? Sì. Aveva i figlioli tutti piccini. Aveva bimbi piccoli lei? I suoi figlioli che età hanno? L'ultimo ha 23 anni. Ora ha 23 anni. Sì. E all'epoca in cui conobbe Pacciani quanti anni aveva? 3 anni. Quindi una ventina d'anni fa. Una ventina d'anni fa, all'ingrosso. 74 anni, così. Sì, una cosa così, non mi ricordo preciso, non è che io ora sono passato degli anni. Lei dice, signora, mi perdoni, che l'ha conosciuto lì in via Cantigiana, veniva a lui perché era cacciatore, ho capito? Sì. E lei abitava lì, veniva Sì, a trovarla a casa? Sì. E lei ha detto è nata una confidenza. Sì. Che tipo di confidenza, signora? Lei l'ha già detto, stia tranquilla, non ci sono telecamere. Un tipo di confidenza morale, cioè, come si può dire? Un tipo di confidenza morale, cioè. Cioè, signora, avete avuto una relazione? Sì, infatti. Un rapporto affettivo. Le confidenze morali, da costume, mosse, moris. Io chiedo se ha avuto una relazione, questa Sì. è una domanda, la signora ha detto di sì. Abbiamo Sì. superato il problema del morale. Bene. Facevate l'amore insieme, signora? Sì, Dove? a casa mia. A casa sua. A casa sua. Anche in macchina a volte? Sì. Anche in macchina. Che macchina aveva il Pacciani? Una 500. Una Fiat 500. Sì. Senta, ricorda di che colore era questa Fiat 500? Mi ricordo che mi sembra che era colore pisello, bianco. Cioè, Bianca. Vabbè, bianca, signora, chiara. Sì. Senta una cosa, e vi appartavate da qualche parte? Dove la portava con questa macchina? Non tanto lontano da casa. Cioè? Lei ci ha portato la polizia, ha detto che ci andava anche con altre persone, si ricorda dov'è questo posto? Come Sì. si chiama? Sì. Come si chiama, signora, questo posto? Via delle Scopete. Ricorda il punto esatto? Sì. È quello dove c'è avvenuto poi un omicidio? No. È No. vicino? È vicino, ma non è là. Quanto vicino, signora? Oh, mi ricordo saranno un paio di chilometri da lì a lì. C'è una piazzola? Un posto appartato vicino alla strada, signore? Sì. Questo. Senta una cosa, in macchina lei
ha mai visto se il Pacciani aveva una pistola? No, io ho detto sempre che ho visto qualche cosa, ma che metteva nascosto sul seggiolino, come riesce a dire, scusatemi. Lo nascondeva sotto il seggiolino? Qualche cosa, ma non so che cosa io... E lei ha avuto la possibilità di capire che cos'era o come mai lo nascondeva? No, non ho avuto la possibilità, soltanto che lui si rivoltava qualche volta male. Prego, sì? Si rivoltava qualche volta male. Si comportava male? Sì. Come si comportava, signore? Si comportava male di stringermi forte a modo suo. Cioè ci vuole spiegare, capisco che per lei non è facile raccontarlo, ma l'ha già raccontato. Se vuole le leggo il verbale di quello che ha raccontato nel modo... Sì. Presidente, forse è meglio almeno su questi punti leggere cosa ha detto la signora? Ce lo dica, signora, se no a questo punto ricorreremo alla contestazione. Sì, sì, certo. Lei ha detto mi faceva male, si comportava male. Vediamo se c'è... Ce lo può dire se crede. Sì, come si comportavi male. Perché? Come, signora? Eravate lì a fare l'amore, per intendersi, no? Quindi sì. Uno che è lì, come mai si comporta male? Cosa ha fatto? Perché stringevi forte, si comportava male a modo suo. La stringeva forte. E basta? E poi un modo di reagire, cioè, come si dice, un modo di reagire, perché se mi fece male. Ma male dove, signora? Via, facciamo prima. Era violento, diciamo, nel fare il lavoro. Era violento a modo suo. Ecco, a modo Ci vuole spiegare in che modo, signora, se no bisogna leggere i verbali, perché sono talmente chiari che... Certo, Io, certo. lo so, ma le deve raccontarlo, apriamo l'attimo. Ricorda, signora, quando lei dice che le faceva male? Vabbè, insomma... Facciamo domande più oppongo, specifiche. Presidente. In che modo le faceva male? perché mi sentii graffiare. Da qualche parte in particolare? Sì. Dove? Parte della mammella. Sinistra. La mammella sinistra, cioè le graffiava, le Sì. dice, la mammella sinistra. Ci vuole spiegare il pubblico ministero? Specifichiamo però, graffiare con cosa? Con le mani? Sì, perché non so che volevo stringere forte, se volevo, non so, ho visto che lui graffiava, cioè era come si dice, violente. Era violento nei confronti suoi, particolarmente al seno sinistro, e questo è il concetto. Questo è quello che ha raccontato. Sì. Senta, in questi rapporti in macchina aveva anche qualche oggetto, aveva un vibratore? No. No. Questa è un'altra Scusi, domanda. ma non ha detto che era violento, non l'ha detta questa parola, questa la aggiunge il pubblico ministero. Avvocato, l'ho detta io, per Non l'ho aggiunta io. per riassumere il senso delle dichiarazioni. Signora, permette pubblico ministero. Perbacco, Presidente, così evitiamo che aggiunga qualcosa. Non vorrei aver travisato il senso delle sue affermazioni. Sì. Io le avevo detto, per riassumere, si comportava in maniera violenta. Sì, io ho detto questo. Proseguiamo, via. Aveva un vibratore in macchina? Non ho mai visto. Non mi ricordo questo. Signora, lei, glielo contesto, ha detto il Pietro aveva un vibratore. Sì, ora sì, perché qualcosa non è che mi Lei non è ricordo. tenuta a ricordarsi tutto, Sì, specie in questa sì. condizione emotiva. Avevo qualche cosa, questo vibratore, come si dice, io non riesco neanche a dirlo, faceva dei gesti, un po' cioè, cose che non mi garbava a me. E cosa faceva, signora? Dei gesti a modo suo. Cioè? Io mi oppongo a queste domande perché Faceva dei gesti? no, non hanno nulla a che vedere con questa causa.
nella quale si discute di prove che ancora non ne ho visto né ho sentite su 18 omicidi. Non c'entra nulla fra i rapporti morali o amorali della signora. Mi scusi, signor Presidente, io mi permetto di rivolgere una vibrata protesta ai sensi dell'articolo 187 del Codice di procedura penale. L'oggetto della prova è nient'altro che la imputazione. Qua non stiamo discutendo né oggetto della prova è anche la personalità 527 dell'imputato. Codice penale, cioè atti osceni in luogo pubblico, né articolo 519 né articolo 523 del Codice penale. Sono tutte altre cose. La Corte deve valutare a qualsiasi fine anche la personalità dell'imputato. La personalità è già valutata, mi scusi, No, signor no, Pubblico no. Ministero, Nemmeno ai per sensi dell'articolo 236 Bene, del signori, 38. signori, Grazie, basta così. Io faccio Siccome vietata qui protesta. si tratta di ricostruire determinati delitti che hanno una precisa matrice, un preciso sfondo, anche questi particolari, certamente scabrosi, disdicevoli, fastidiosi anche per chi... Vediamo che la signora ha le difficoltà che ha. possono avere una loro rilevanza. Se Grazie, poi quando Presidente. tireremo le somme non ce l'hanno, pazienza. Grazie Presidente. Prego, avanti. L'importante è non nascondere nulla. Senta signora, aveva anche dei giornaletti pornografici in macchina? Sì, Ecco, ora ci vuole allora dire cosa faceva con questo vibratore? li facevi vedere come si fa l'amore, cioè facevi vedere. A lei? Lo usava su di lei, signora, o su se stesso? No, lo usai. Lo usava su lei, signore. Sì, lo usava su di lei. Senta signora, lei in quella o in altra piazzola degli Scopeti c'è andata anche con altre persone? In quella o in una vicina? Non importa che ci dica il nome. No, non l'ha mai detto né glielo chiediamo. Signora, lei ha detto chiaramente che ci andava con altri e in quelle occasioni succedeva qualcosa, lo ricorda? Sì, Ecco, indipendentemente dal fatto che ci andava con altri, cosa succedeva di particolare e in Niente. quale piazzola era quando? sempre la stessa piazzola. Cosa succedeva? Dove andava col pacciano? Cosa succedeva? Niente, guardava. Guardava chi? Quello che si stava facendo. Chi era a vedervi? Il Pacciani? Veniva a vedere che cosa lei stava facendo con gli altri? E lei l'ha riconosciuto più volte? Ha detto anche quante e in che modo vi guardava e cosa aveva per guardarvi? Guardava. Sì, ma era buio, signore. Era buio. No, proprio buio no. Prego? Non era proprio buio. Non era. Non era. Era di giorno o all'imbrunire? Verso, ora non preciso, non lo so, non mi ricordo, ma non era proprio buio. Non era proprio buio, ma non era neanche giorno pieno. No. Allora le domando, scusi Publio. Sì, no, c'ho la contestazione da fare sul punto. Signora, innanzitutto lei dice non era quella piazzola, la piazzola in cui lei era mentre vi veniva a guardare il Pacciani. Quale piazzola era? Lei ha detto quella a 2 chilometri da quella dell'omicidio, ho capito bene o ho capito male? Sì. Io le contesto, signora, che lei ha detto con lui, con questa persona che lei descrive, è un terzo, non è Pacciani, andavamo a fare all'amore nella piazzola di Scopeti dove nell'85 verranno assassinati 2 cittadini, sono stati assassinati 2 cittadini francesi dal cosiddetto mostro di Firenze. Spesse volte eravamo costretti a scappare da quella piazzola perché c'era sempre un guardone, poi lei dice che è Pacciani, che veniva a spiarci con la pila, è così? Sì. Bene, grazie. Lei ha detto 4 o 5 volte, è vero? Sì. Senta, torniamo a quell'oggetto che lui nascondeva
sotto il sedile. Lei ha descritto che questo oggetto le faceva paura e ha detto qualcosa di più. Ora ricorda che oggetto era o almeno cosa le sembrava che fosse? Ma io non lo so che cosa, cioè, non so perché teneva una giacchetta. Ma lei ha capito che era un oggetto che lei non doveva vedere? Ma io questo, se No, era qualche oggetto che non potevo vedere, io ho visto questo oggetto, cioè, hanno nascosto questa giacchetta, ho detto io. Lei, signora, ha detto qualcosa di più, non lo ricorda alla polizia? Beh, c'era qualcosa forse che non mi ricordo. Che era forse una pistola, l'ha detto? Forse, ma cioè, non è che lo... Le è sembrato a lei, però lei non l'ha vista. No, io l'ho visto su questa Nessun'altra giacchetta. domanda, grazie. La contestazione era quindi che era qualcosa che sembrava una... Sembrava, certo, questa è la contestazione. Io questo che io... Sì, lei, la signora ha detto sempre che non ha visto. Si è immaginato? No, io posso dire... Prego, signora, se ha Non posso qualcosa dire da niente, aggiungere. non posso dire altre cose perché io quello che ho visto, cioè, non posso dire una cosa per un'altra. Forse, scusi, ho interrotto, qualche altra domanda ce l'ho. Signora, lei conosceva anche il Vanni Mario? E veniva a fare il postino. Il postino, sì. Anche con il Vanni ha avuto occasione di comportarsi come col Pacciani, o meglio, il Vanni si è comportato con lei come il Pacciani, avete avuto qualche rapporto? Qualche volta è andata anche col Vanni, dice il pubblico ministero, le domande. L'ha già detto, signora? Sì. Sì, vabbè. Senta una cosa, signora. Nei confronti di suo marito, il Pacciani, ha tenuto qualche comportamento che lei ricorda? Il mio marito? No. L'ha minacciato qualche volta suo marito? E lui? A Sì. lui? No, no, perché- Pacciani ha minacciato qualche volta suo marito? Ma io non... cioè, io non l'ho mai visto. Non si ricorda o non l'ha mai visto? No, non l'ho mai visto. Il Vanni? Che Ha mi- mai minacciato suo marito? No. Hanno mai allora, anziché minacciato, litigato suo marito, il Vanni e il Pacciani? Il mio marito qui Pacciano? Prego? Non mi ricordo. Lo ricorda, no? Glielo No. contesto, signora. A tale proposito posso riferire che tale Andriaccio era amico di Pacciani Pietro e spesso li ho visti litigare loro due insieme contro sì. mio marito Renato. Lo ricorda ora? Sì. Questi litigi si sono fermati ai litigi o c'è stato qualcosa di più? E litigavano. Come mai litigavano, signora? Io non... Posizione. non mi ricordo questo. Ma profondità o superficiali? Superficiale. Grazie signora. Domanda all'avvocato, non è che sanguinassero. No. Non è- C'è Lividi? dei segni. Lividi? Sì. Lividi, dice Grossi? lividi. Grossi lividi, A graffiatura. graffia. Grazie signora. Avvocato, scusi. Avvocatessa Giappi. Calabria, in sostituzione dell'avvocato Franchetti. Volevo sapere, signora, se il Pacciani nell'intimità le ha mai raccontato di avere altre storie. Come? Se il Pacciani nell'intimità ha mai raccontato a lei di avere altre storie. Non ho capito, scusa. E dunque dice, se quando stava con lei a fare all'amore le parlava di altre sue relazioni con altre donne. Non mi ricordo. Non ricordo. Non mi ricordo questo. Bene, avvocato beva acqua per Grazie. cortesia. Senta signora, lei ha detto che non sa leggere, vero?
No, Quindi non ha letto neanche i verbali che le sono stati fatti firmare? io so fare la firma mia e basta. Benissimo, grazie. Gli sono stati letti i verbali Non lo so. prima? Aspetti, parlo no, io scusi. ora parlo io, poi Facciamo ora parlo parlare io. l'avvocato Pevacchi. Ora parlo io. Semmai sarà il Presidente o il Certo. Ministero a chiedere. Senta, quindi le hanno fatto mettere la firma. Io sto parlando in particolare del primo verbale, quando fu chiamata. Da chi fu chiamata? Dai carabinieri o dalla polizia? Chi la trovò, signora lei? Chi la trovò? Capisce? Trovare, cercare. Chi venne a cercarla, dice l'avvocato? Polizia, carabinieri, A chi? casa? A casa, sì. Non lo so se a casa, credo. I carabinieri. I I carabinieri. E cosa le domandarono, signora? Ce lo dica, via. Cosa volevano sapere, ecco? Lo ricorda? Vennero da lei, Ma no, ora quale significato, scusa, io che non me ne intendo. l'avvocato vuole sapere quando vennero i carabinieri. Perché vennero da lei, scusi? Perché vennero, cosa le chiesero, insomma, con quale scopo? Gli spiegarono perché volevano parlare con lei. Si può dare atto che la signora non risponde e che mostra di non essere estremamente vispa e vivace? Ma Si sì. può dare atto dal Avvocato, verbale? mi sembra che fin dall'inizio Sì, ma vorrei che la se ne signora è desse molto atto, incerta, Sì, Vorrei che se ne desse atto. perché è molto incerta, è molto titubante. molto titubante. quindi non... Lei ha mica paura, signora? Di Paura che? di chi? Qua? Paura? Di qualche No, non ho carabiniere? paura, No, perché è ho paura, emozion- sono è solo- emozionata e basta. È emozionante. Emozionata. Ecco. Comunque la domanda dell'avvocato gliela vogliamo rifare. Vennero da lei i carabinieri, le ha detto. E cosa gli chiesero? Per quale motivo vennero da lei? Glielo spiegarono? Non lo ricordo. Ma non mi ricordo. Signora, erano in divisa o in borghese quelle persone che vennero da lei? Ma qua... Quante volte vennero da lei queste persone? ma quale carabinieri? Ah? Quelli che vennero per domandargli di queste cose. Signora, io sto facendo delle domande così banali, guardi. proprio. Lo ricorda? Erano in borghese, in divisa. Erano vestiti normalmente, come siamo tutti noi, al di là di me che ho questa sposa nera, questa toga, oppure erano vestiti come sono qua i signori carabinieri qua? Oppure erano in divisa. Lo ricorda? Non lo ricordo. No, non mi ricordo come... Non si ricorda. Ma vennero parecchie volte a cercarla, signora? Una, più volte, ricordo. Signora, lei si ricorda tutto quello che dice il pubblico ministero, che le ha domandato il pubblico ministero, e non si ricorda delle cose così banali, quali quelle relative a quanti incontri lei abbia avuto con questi signori della legge. O no? Signora, non guardi là. Signora, scusi, abbi pazienza, perché lei è... Sono emozionata. Non, Sei emozionata, non ho mi- capito, non- ma è una circostanza talmente banale. Sono venuti, lei si ricorda quanti erano, quante volte sono venuti? Due, tre volte, se erano uno o Io più. mi ricordo 2 o 3 volte. 3 volte? Questo che mi ricordo, per tutto... Due o tre volte. Oh. E quando lei parlò, quando le fecero firmare, signora, la terza volta, la prima, la seconda, la quarta volta le fecero firmare questo verbale? Lei firmò il verbale, non vogliamo dire la fecero firmare. Ogni volta le facevano firmare, mettiamola così, Signora, non lo so. oppure faccia no. lei, Presidente, le domande. No, Io non lo so, è difficile. Sì, colloquiare. ogni volta che mi facevano delle domande. Le facevano firmare. Le facevano mettere la sua firma. E quante volte ha fatto delle firme lei? Quante volte, dice l'avvocato, ha firmato, se lo ricorda, un verbale? Una volta, 2 volte, 3 volte? Non mi ricordo 3 o 4 volte. 3, 4 volte 5. Non mi ricordo preciso. 3, 4 volte 5. Però non si ricorda. Più di una volta, certamente. Sì. Oh. E io non voglio, signora, lei dovrebbe ricordarsi 2 cose, se se le vuole ricordare o se le ricorda.
lei fu interrogata 3-4 volte quei signori che erano carabinieri in borghese o in divisa, comunque la legge, e poi una volta sicuramente lei fu interrogata dal pubblico ministero, se lo ricorda quel signore che le ha telefonato, che le ha fatto delle domande prima? Sì o no? Se lo ricorda questo? Oh. Sì. Io di quello che ha fatto quel signore che c'è qui accanto a me, alla destra, non mi interessa le domande che le ha fatto lui, perché le ha fatto delle domande e lei ha reso una testimonianza. Vorrei sapere però quante volte prima che lei andasse da questo signore è stata interrogata dagli uomini della legge, che dovrebbe essere uguale per tutti, e è uguale per tutti. Mi dica, signore. Cioè, ha capito? Prima di essere interrogata dal pubblico ministero, dice l'avvocato, quante volte è stata interrogata dai carabinieri? Non mi ricordo 2 o 3 volte, non mi ricordo. Non mi ricordo 2 o 3 volte. Lei invece ricorda molto bene, e non capisco come mai, che addirittura lei 5 volte avrebbe visto, così come gli ha contestato il pubblico ministero, ma questo discorso gliel'ha fatto ai carabinieri. Aspetti, signor, mi faccia finire, perché io posso fare il controesame. Lei l'ha fatto ai carabinieri dicendo che questo signor Pacciani, che oggi lei dice di aver visto di pomeriggio, va bene? Invece secondo il pubblico ministero l'avrebbe visto di notte con la pila che guardava. No, ma io dopo pomeriggio qualche volta sì. Ecco, dopo pomeriggio sì, qualche volta sì. Senta signora, ma lei è andato mai a ballare con il signor Pacciani? No. Mai a ballare? No. Sicuro? Parlavo poco con lui. Ah? Ne parlavo poco. Parlava poco con lui? Sì. Però faceva, insomma, la morale, no? O no? Faceva le cose morali. Signore? Sì. Quindi contestiamogli se e quando. Ecco, io voglio ricordarle, signora, gliela leggo, è del pubblico ministero. Quando lei fu sentita dal pubblico ministero che evidentemente aveva qualche perplessità, come ce l'abbiamo tutti noi a sentirla, le mostrò delle foto, va bene, del signor Pacciani. E lei dice così: mi vengono mostrate varie foto di Pacciani Pietro e lo riconosco in particolare, ecco perché le ho domandato se lei aveva visto il Pacciani ballare, in una foto che lo ritrae vestito con giacca, camicia bianca e cravatta, 2 punti. Per me è questo qui. Quindi lei ricorda il Pacciani soltanto in una foto in cui lui è vestito con giacca, cravatta, va bene? E dice al pubblico ministero: per me è questo qui. Quindi lei non tanto ricorda le fattezze, capisce cosa vuol dire fattezze, del volto, ma ricorda quest'uomo non in mutande, ma in giacca e cravatta. La conferma questa circostanza? O no? L'ha detto lei, signora, anche se non l'ha letto lei, ma gliel'avranno letto questo, sicuramente, non ho dubbi sul punto. Ecco, si può dare atto che la testa rimane muta? Lo ricorda o no? Lo ricorda? Io sono emozionata, scusate. Lo vedo che è emozionato. Vabbè, è emozionato, non risponde. No, non è perché non rispondo. Faccio un'altra domanda e poi No, mi chiede. dice, non è che non rispondo, sono emozionato. Allora, vogliamo rispondiamo. Ha sentito cosa ha detto l'avvocato? Io ho l'impressione, avvocato, che in certi momenti veramente, forse per un fatto emotivo, non capisca, quindi gliela vuole riformulare. Ho paura anch'io che non capisca. Signor Presidente, ma può darsi che non capisse neanche... Beh, riformuliamogliela.
Ecco, questo è il problema. Non sa Allora, leggere, stia attenta. non capisce, Vabbè. ma... Vabbè. Piovuta dal cielo. Sì, perché forse... È un po' sperduta. Ora le facciamo dare un bicchiere d'acqua, signora, così lei Sì, si sì. calma un po'. Vogliamo interrompere 2 minuti, Presidente, non c'è mica problema. Signor Presidente, sa se lo riconosce qua? È qua, se lo riconosce. Ora un attimo. Quello era Gli facciamo una... Sì, ora la facciamo, gli facciamo dare un po' d'acqua perché ne ha bisogno. Del resto anche noi ne avremmo bisogno. A casa. Si sventoli con quell'affare lì, vai. La usi se sventolare. Usi quello, guardi tanto. La usi come sventola. Sì, bravo. E qui fa un caldo infernale. Io non so quanto potremo andare avanti con questo calore, se il Comune non fa quello che deve fare. Dunque no, non mi hanno detto nulla di particolare, il segretario generale via fino a venerdì, l'assessore non c'è neanche lui, non so chi altri ci sarà a Palazzo Vecchio, speriamo, qualche vecchio fantasma. Dovrebbe essere un uomo nuovo. Un uomo nuovo. Ma non ci sono. Ma non lo so, speriamo che un nuovo vecchio ci diano un impianto di refrigerazione, altrimenti dovremo vergognosamente sospendere questo processo e l'altro e prendere provvedimenti naturalmente contro i responsabili. Ecco, ora lei signora si calma, stia tranquilla. Dicevo ieri che si può fare come il cerchio di gesso del Caucaso, il break, che si può fare all'aperto. All'aperto. Lei sarà il nuovo principe, il nuovo Ma, giudice direi che all'aperto fa caldo come sotto una qui. quercia. Come qui. Allora signora, Allora. si volti un pochino, guardi, verso l'avvocato. Fausto, di sistema per piacere. Senta signora, Si volti leggermente per cortesia. Ecco, grazie. La signora. Oh, così. È meglio forse lo guardi. Ecco, ora signora forse riconosce qualcuno, me mi conosce. Mi Avvocato. conosce? Mi conosce No, me? direi proprio di no. Mi conosce? Ha mai visto? Non mi ricordo di lei, no. No. No, Le no. faccio una domanda signora. Lei ha detto al pubblico ministero, Sì, a proposito del seno, va bene? Al Pacciani piaceva guardare i seni, anche i seni, vabbè, è un fatto direi normale, quindi gli piacevano i seni, no? sì. Mi faceva levare il reggiseno e chiesto alla Sperduto se le attenzioni del Pacciani si rivolgevano a tutti e due i seni, perché qua il problema ora è il seno, capisci? Sì, ho Se capito. il sinistro o il destro, o ad uno in particolare, la Sperduto dice a questo qua, indicando quello sinistro, Sì. va bene? Gli piaceva il Sì, sinistro, il sì. sinistro. Vabbè. Chiesto le quali attenzioni riservava a questo seno, dice la bocca, Oh, non ho capito. la bocca. Ah, Le sì. baciava il seno sinistro, Sì, glielo baciava, sì. e quindi glielo baciava, o no? Sì, Basta. Ora senta signora, un'altra domanda. Lei ha mai ballato, ora che ha bevuto, ha mai ballato col signor Pacciani? Ballato, sa la tarantina? no, io con il signor Pacciani, chi l'ha detto questo? Io con il signor Pacciani non ho mai ballato. Non so questo discorso chi l'ha messo, ma io non ho mai ballato con lui. Nessuno l'ha Non lo messo, conosco. non c'è nessuna sua dichiarazione in tal senso, non confondiamo la testa. Io non confondo nulla, ho domandato se Ma ha io mai non ballato. ho mai ballato con L'avvocato ha lui. diritto di fare tutte le domande Perché io che crede. non ho mai ballato con lui, non so quale, perché hanno detto che non ho mai ballato con lui. Non ha mai ballato con lui? No, Ecco, come l'ha conosciuto il Pacciani? io l'ho conosciuto in casa mia e basta, perché io non ho mai ballato con lui. Ecco, scusi, ma perché in casa sua cosa c'era? Un bar, una trattoria? No, io non ho mai ballato né in casa mia né in Signora, casa aspetti, io voglio sapere, l'ho conosciuta in casa mia, ho domandato, a casa sua cosa c'era? Un bar, una trattoria? Non c'era un niente. luogo di io- ristoro? No, c'era una casa dei contadini e basta. Casa di contadini. Niente, non E c'era come niente. no, voglio Ma domandare. perché lui veniva laggiù perché dice che era cacciatore e basta, io non Cacciatore? ho mai ballato, non so come. Senta, perché lui poi- dice che era cacciatore, signora, ma l'ha mai visto con un fucile lei a spalla?
Ma io li ho visti qualche volta. Cosa aveva visto, signora? Avevo il fucile. Alcune volte. Dove? Alcune volte, così, passando da casa mia. Col fucile? Sì. In E lui era spalla. cacciatore, lui dice che era cacciatore, veniva lì per cacciatore. Non è che ora... Ma non ho mai ballato con lui. Non ha mai ballato con lui? No, quando mai ho ballato con lui? Vabbè. Io però non ho nessun'altra domanda. Non so, non ho mai ballato con lui perché non so quelle a ballare con lui. Allora, scusi tanto. Per essere sicuri, lei riconosce il Pacciani, lo vede qui in Io aula? conosco Pacciana ma non ho mai ballato con lui. Qual è il Pacciani, secondo lei? È quello lì. È quello lì, e cioè lo indica. Non ho mai ballato con Pacciani, lui. lei non può interrogare il teste, ecco, quindi vuole fare dichiarazioni? Le possiamo regolamentare queste dichiarazioni? Volevo ricordargli appunto No, questo. ha detto che non può fare dichiarazioni, le sta facendo. Volevo ricordarvi? No, sentiamo. Sì, ho capito, regolamentiamo. Senta signora, mi guardi in faccia. Non si ricorda quando la venne a impegnarmi per la festa a Montefiridolfi dei cacciatori che ballavano in piazza? La mi disse, si fa questo ballo? E io accettai. Un momento. E io accettai. No. Poi, siccome ballavano un tango, lei ballava il sarto di Capretto, No, lei poi la lasciai per l'odore che aveva lei, Guarda, ha capito? L'odore puzzava di volpe come una bubola, No. ha capito? La mollai al primo piano e la mi dice che io venga a cercare lei. Ma guarda Se che io l'avessi attaccata a un piede me la butterei, mi taglierei anche quella. Sì, Ma no, la si per vergogni, quelle- io ce Basta l'ho la così, mia moglie, basta così. ce l'ho la mia moglie, io non la cambierei nemmeno con un filo delle sue scarpe. Va bene. No, lei è bugiarda. A questo punto qui non ho mai ballato con lei. L'avevano inventato le trappole, Sì, l'avevano no, inventato. io Chi non l'ha ho mai conosciuta parlato con lei. L'ho conosciuta A una volta a Sicarno. monte e non l'ho più riconosciuta. No, sta Tutti fa- gli altri l'hanno conosciuta, ma non io. Ha capito? No, a me... Io la mia moglie non l'ho mai tradita, tanto meno con lei. Ha detto che ne è neanche Ma sposata, cosa, scusa, ma ha detto che si ne è vergogni? neanche sposata, allora... La a si questo punto qui- vergogni, è stato lo scandalo di paese. Tutti lo dicono. Vabbè, quindi hai sentito? Ah, no, a Il me... Pacciani nega di aver avuto relazioni. No, con no, lei. lui è bugiardo a questo punto qui. Ecco, Bugiardo è, perché io non ho mai Presidente, io chiedo di nuovo gli atti perché ha offeso anche questo test. Io Benissimo. intanto chiedo gli atti, poi non Comunque- chiedo di fare nessun giudizio. comunque la Teste ha detto su sei bugiardo, l'ha ripetuto più volte. Bene, Allora, grazie. tu sei Io bugiardo. chiedo che mi sia trasmessi Va entrambi i bene. verbali contenenti le Avvocato dichiarazioni Fioravanti, per della cortesia. Teste e dell'imputato Pacciani, e sono due per stamattina. Va bene, prego. Poi chiedo, Presidente, scusi, che in qualche modo il Presidente regoli, come lei crede, gli interventi pur legittimi dell'imputato, perché ogni volta che l'imputato sente un test che a lui non va bene, offende e per me commette anche reati. Siccome per me ovviamente, siccome lei, Presidente, prima ha riconosciuto che ci sono problemi circa la commissione del reato di oltraggio, non vedo come noi continuiamo a far parlare l'imputato in questo modo e gli consentiamo nella stessa mattinata di tenere due comportamenti identici nei confronti di testi che, penso io, costituiscano veramente reati. Quindi io non ho istanze precise. Dico, Presidente, veda lei di regolamentare questo modo con cui l'imputato legittimamente dice quel che vuole e commette tutti i reati che crede. Su questo nessuno glielo può impedire, nemmeno noi. Però dico, siccome i testi devono venire ancora in continuazione e ce ne sono ancora un 70-80, non credo che tutti i testi sono disposti a venire qua a farsi oltraggiare dall'imputato Pacciani. Allora io chiedo, Presidente, veda lei, io non ho suggerimenti particolari, ma vediamo di ovviare a questo che è un problema. Grazie. Presidente, chiedo scusa, io non è che voglia contrastare il pubblico ministero, ma lo devo fare nel momento in cui lui dice che il signor Pacciani non ha diritto di replicare
non ha diritto di replicare alle persone Ha tutti che i oggi, diritti di questo mondo. che oggi vengono, certamente. Innanzitutto questa è una persona che non sa né leggere né scrivere, però ha detto non ha qualche- diritto di essere Però oltraggiata da chi che certamente, sia, né però- da me, né da lei, né dal Pacciani. No, io non oltraggio nessuno. Signori, vi tolgo il microfono, attenzione. Attenzione, ecco, quindi, allora, riassumendo, lei, caro Pacciani, bisogna che si dia una regolata. Lei non può, capito, insolentire i testi a ogni piede sospinto solo perché, ne abbiamo 70, figuriamoci, solo perché dicono cose che non le tornano. Tra l'altro le dirò, e per questo io lasciavo fare, che è già un po' che la Corte sta studiando il suo comportamento. Ha capito? Non sia una minaccia, però naturalmente siccome si parla di un individuo che ha certe caratteristiche caratteriali, tutto questo rientra anche nella valutazione, quindi la metto in guardia. Naturalmente, è chiaro. Però naturalmente Certo, però avvocato. E io vi tolgo il microfono. Ecco, va bene? Mi sembra più che giusto. Quindi lei tenga presente anche questo. Dopodiché, signori, se avete altre domande, avvocato Fioravanti, prego. Siccome io ritengo che il processo è sempre una cosa seria e ritengo che chi viene a deporre debba dire... Avvocato, salti le introduzioni Ecco, e venga alle domande. E allora la Teste mi dirà la verità su questo. Conosce, signora, il signor Calosi? Sì. La sera della fiera a San Casciano, quando lei ha ballato con Pacciani, era presente il signor Calosi? Ha detto che non ha ballato, se no facciamo confusione. Io Ha faccio detto che una non ha domanda e non ho contrastato il pubblico ministero Ma quando lei- parlava lui. Presidente, la faccio opposizione Avvocato, alla domanda. No, la sua opposizione è respinta perché l'avvocato può fare anche domande suggestive, se vuole. Sì, ma la Testa Ma ha detto io che non ha mai ballato, non è una lo domanda so. suggestiva. Io ho un altro test che Certo, mi dice avvocato, che ha ballato. proceda, pubblico ministero, per cortesia. Prego, proceda. prego. Io non ho mai parlato né con lui né con Postina. Signora, A parlare alla festa non ho mai parlato con nessuno. Come fanno a dirlo? è stata alla festa di San Casciano, lei alla fiera di San Casciano quella No, volta? non sono stata alla fiera di San Casciano, non c'ho la fiera. Quanta? Quando mai? A questa fiera? Deve farla finire di parlare. Avvocato, Nessuna- la localizzi nel tempo, se vuole. magari. No, io non localizzo. Certo. Senta signora, lei mi dovrebbe dire, forse già l'ha accennato, il giorno, o meglio, l'anno in cui ha conosciuto per la prima volta Pacciani e come l'ha conosciuto. Ieri è venuto lui a casa mia e ho detto sempre questo io. Lui si è presentato, ha A detto casa sono mia. Pacciani. Sì, era lì, se ci sono anche i boschi vicini, ma è venuto a casa mia. Non sono andata a cercare né a lui né a nessuno. Non è vero nulla. E neanche ho ballato con lui e neanche ho fatto nulla. Non ho mai ballato con lui, non so come si fa a ballare. Lei è stata in macchina con Pacciani? Ma io ne ho ballato quella volta e né in macchina come dicevo. Lei è stata in macchina con Pacciani? Ma non alla fiera. E non ho mai ballato con lui, non so chi è, non ho mai parlato anche a San Casciano con nessuno, né con lui né con quell'altro. Non ho nessun'altra domanda da fare. Ci sono altre domande, signori? Nessuna grazie. Bene, signora, può andare, può tornare a casa. Stia attenta a non inciampare nei fili.